Nuovo caso di contagio di West Nile a Mira. A luglio scorso la malattia aveva colpito sempre a Mira un 79enne, intanto in Veneto al via il piano di disinfestazione regionale straordinario. Ricordata in prognosi riservata all'ospedale dell'Angelo un'anziana vittima di uno scippatore che l'ha fatta cadere a terra procurandole molte contusioni, indaga la polizia. Il capo della polizia Gabrielli a Venezia interviene sul caso dell'agente che ha commentato sui social lo stupro della quindicenne di Jesolo. Non saremo teneri né indulgenti, dice. Nuovi mezzi, pedane, vecchia maniera. Il sindacato attacca CTV di non essersi confrontata nemmeno con l'associazione dei disabili per verificare l'efficienza delle pedane. Una tassa per le spose troppo scollate, la proposta provocazione lanciata da Don Cristiano, parroco nella chiesa di Viriago di Mira. A Marghera ci sono troppi gatti abbandonati, il comune intervenga all'appello dei cittadini che hanno chiamato la nostra emittente per denunciare l'incuria. Natalie Portman è celeste, star punk rock nel film Vox Lux, l'attrice israeliana incanta e conquista il Lido. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione veneziana dei nostri telegiornali. E dunque, mentre si registra un nuovo caso di infezione da West Nile nel veneziano a Mira, e fra poco sentiremo com'è la situazione dalla viva voce del sindaco di Mira Marco Dori, la regione dà il via al piano straordinario di disinfestazione voluto appunto da Palazzo Balbi, ma contemporaneamente l'assessore regionale della sanità Luca Coletto attacca i 200 sindaci che non avevano messo in sicurezza il proprio territorio. Mentre parte come promesso il piano straordinario di disinfestazione della regione da 500.000 euro, i veleni liberati nell'aria intossicano il dibattito politico. Dopo giorni di attacchi subiti è l'assessore Coletto a pungere i sindaci. Da nostre verifiche, circa 200 comuni su 500 e passa non si sono attivati. In parte il risultato l'abbiamo visto, insomma, l'incremento di queste larve che poi sono diventate zanzare ha dato risultati estremamente negativi. Dunque oltre 200 amministrazioni in Veneto non avrebbero fatto quanto previsto nei tempi deputati, e tra queste anche Padova. È fondamentale infatti che le disinfestazioni di zanzare e larve avvengano nei periodi stabiliti e in contemporanea per ampliarne l'efficacia. Noi abbiamo rispettato quello che è il piano nazionale di prevenzione, ci siamo attivati ancora a marzo scrivendo delle lettere sollecitando le USL e i comuni ad attivarsi per la disinfestazione larvicida. Incubo West Nile, 10 le vittime in Veneto, l'ultima nelle scorse ore nel Rodigino, 159 casi in totale in regione, 49 con sintomi pesanti, un aumento certificato del 300% di casi di zanzara killer in Europa. Non c'è né un'epidemia né una pandemia, si tratta sostanzialmente di una patologia che purtroppo è endemica, è dal 2008 che noi la monitoriamo insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Triveneto Zooprofilattico per controllare quella che è l'espansione. Le nostre trappole per catturare le zanzare sono una ogni 15 km quadrati. La disinfestazione straordinaria comincia proprio dai 75 comuni polesani, dai punti di maggiore aggregazione come sagre, scuole e parchi, quindi toccherà a Padova, Verona e le altre province. Causare un incremento di questo tipo di zanzara è appunto il clima sempre più tropicale. E allora dicevamo un nuovo caso di infezione da West Nile a Mira. Allora abbiamo poco fa contattato al telefono il sindaco Marco Dori per capire com'è la situazione al momento. Sentiamo. Fra poco dovremo averlo il sindaco Marco Dori, le sue impressioni e anche le informazioni su quanto sta avvenendo a Mira. Allora, in attesa di sentire il sindaco andiamo a Mestre per parlare purtroppo della questione sicurezza e di quella novantenne che è stata scippata con violenza in strada, scaraventata a terra da un malvivente che non si è curato del fatto che la donna avesse battuto violentemente la testa a terra. La donna adesso è in prognosi riservata in gravi condizioni.
La novantenne, ridotta in fin di vita da uno scippatore, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale All'Angelo per un grave trauma cranico. Gli accertamenti eseguiti finora avrebbero escluso lesioni degli organi interni. A preoccupare però sono anche le costole fratturate nella caduta. L'anziana infatti è stata sorpresa alle spalle sabato nel tardo pomeriggio mentre camminava in via Puccini a Mestre nei pressi della nuova rotatoria che da pochi giorni ha sostituito il semaforo all'incrocio fra le vie Milanese, Circonvallazione, via Piave e via Carducci. Lo scippatore l'ha strattonata facendole perdere l'equilibrio e cadere a terra battendo il capo con violenza. Una volta in ospedale, con il passare delle ore, il quadro clinico si è via via stabilizzato, facendo ben sperare in un possibile recupero. L'episodio su cui sta indagando la polizia ricalca nelle modalità ma anche nella brutalità quello registrato solo 48 ore prima, giovedì sera in via Gabrielli alla Gazzera. Vittima di turno del rapinatore solitario, questa volta una disabile che è stata scaraventata a terra all'ingresso del garage dopo che aveva riposto il triciclo elettrico. Ammira allora adesso per sentire dal sindaco Marco Dori com'è la situazione dopo il nuovo caso di West Nile, l'infezione proprio in paese. Sentiamo. Abbiamo immediatamente attivato le attività previste dal protocollo. Come altri casi analoghi siamo intervenuti subito grazie anche ai volontari della protezione civile, sempre in accordo con le istituzioni. Non facciamoci prendere dal panico, controlliamo questo evento e quindi è importante la collaborazione di tutti. Il sindaco Dori replica poi alle affermazioni dell'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, che ha attaccato 200 sindaci per non aver messo in campo le disposizioni in tempo utile. Non è il nostro caso, tant'è che proprio la settimana scorsa Mira insieme agli altri comuni ha fatto un incontro pubblico dando informazioni vere e puntuali ed è emerso da questo incontro pubblico che i comuni della nostra zona e Mira in questo caso, secondo i risultati delle attività di controllo, erano veramente positivi. Quindi non scarichiamo la colpa su nessuno, ma affrontiamo tutti insieme questa emergenza che riguarda, è vero, il nostro comune, ma riguarda anche altre regioni e anche altre regioni in Europa. È un fenomeno che sta diventando non locale, ma senza frontiere. Vivo per miracolo un 27enne operaio di Portogruaro che mentre lavorava nella zona della Bassa Padovana ha toccato dei cavi elettrici, è rimasto folgorato ma fortunatamente se l'è cavata. Sentiamo. Candiana, infortunio sul lavoro che poteva finire in tragedia con un operaio rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi elettrici di una tensostruttura. Il 27enne, residente a Portogruaro, nel veneziano, stava smontando la struttura, operazione probabilmente ripetuta in passato centinaia di volte, quando improvvisamente, maneggiando alcuni cavi elettrici, è stato colpito da una forte scossa ed è caduto a terra. Immediati soccorsi da parte di altri operai presenti, quindi l'intervento del 118 e il trasporto all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato con numerose ustioni, ma non sembra in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire l'accaduto e verificare le condizioni di sicurezza. Torniamo a parlare dello stupro di Jesolo della quindicenne, il 26enne in carcere come sappiamo, ma torniamo a parlare dell'effetto eco di quelle parole che hanno suscitato scalpore, parole scritte su Facebook, nella pagina Facebook di un agente di polizia rodigino che stigmatizzavano un po' il comportamento della quindicenne, parole appunto che hanno fatto scalpore. Oggi a parlare proprio di quelle parole, di quelle frasi scritte sui social è stato il capo della polizia nazionale, Gabrielli, che era in visita a Venezia e ha detto: non saremo né teneri né indulgenti con questo agente di polizia. Sentiamo le sue parole. Come responsabile di questa amministrazione chiedo scusa, ma le scuse non bastano e è già iniziato il procedimento disciplinare, salvo quelli che saranno poi i profili di altro genere che altre autorità potranno prendere in considerazione, laddove si ravvisino anche ipotesi di reato. Sicuramente le posso assicurare che non saremo né teneri né indulgenti nei confronti di persone che da un lato hanno arrecato una violenza ulteriore ad una donna e dall'altro hanno gettato discredito nei confronti delle tante donne e dei tanti uomini che, indossando
con più onore e con più dignità una divisa, fanno esattamente il contrario di quello che ha fatto questo signore, che ovviamente stento a riconoscere come appartenente alla mia amministrazione. Parole dure da parte del capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, così come lo sono state quelle di Mauro Maistro, l'agente in servizio al commissariato di Adria, che su Facebook aveva scritto in merito allo stupro subito da una quindicenne sulla spiaggia di Jesolo. Queste ragazzine pensano di rimediare una canna facendo servizietti veloci agli spacciatori, poi trovano quello che invece vuole il servizio completo e allora piangono perché le stuprano. Storia vecchia come il mondo. Io sono profondamente addolorato perché nonostante negli ultimi anni abbiamo cercato di far comprendere, e ancora oggi facciamo comprendere ai nostri operatori la pericolosità anche del mondo social e che quindi certi strumenti vanno utilizzati con estrema accortezza e con grande rispetto, ma appartenendo alla categoria di chi immagina e pensa, questo sì, che chi veste una divisa quando sbaglia, sbaglia due volte. Non sbaglia e non commette, come nel caso in specie, un'azione anche con profili dal mio punto di vista delittuosi, ma tradisce una fiducia, tradisce un'aspettativa, e quando un operatore di polizia si lascia andare a considerazioni nei confronti di vittime in generale e in particolare di vittime fragili, quali sono nella quasi totalità le vittime di genere, io credo che sia veramente una cosa molto negativa. Cambiamo argomento, turisti a Venezia, nuovi capitoli davvero particolari, quasi incredibili. Una americana di 18 anni che per sfuggire ai controlli dei biglietti in un vaporetto a Venezia non ha esitato a gettarsi nelle acque del Canal Grande. Ripescata, è stata sanzionata dalla polizia locale per oltre 500 euro e agli agenti prontamente intervenuti all'altezza dell'imbarcadero di Sant'Angelo ha dichiarato di non essere a conoscenza di non potersi gettare in acqua. La turista, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di polizia urbana, è stata di conseguenza contravvenzionata e ha subito pagato una sanzione di 450 euro con la sua carta di credito. La pattuglia l'ha accompagnata nella sede della sezione di San Marco, dove ha saldato la somma dovuta. A cui si aggiungono anche i 75 euro della sanzione contestata da ACTV per il mancato possesso di regolare titolo di viaggio. Manteniamo alta l'attenzione, ha detto in merito anche a questo episodio il sindaco Luigi Prugnaro, per garantire la sicurezza di tutti. Per questo motivo abbiamo predisposto una presenza costante delle imbarcazioni della polizia locale lungo il Canal Grande. Abbiamo chiesto, ed è tornato a parlare di questo, più poteri per gestire una città come Venezia. Quella turista non solo andava multata, ma dovremmo avere la possibilità di metterla in cella di sicurezza e allontanarla dalla città. Venezia va rispettata dai suoi visitatori. È tornato dunque a parlare di più poteri il sindaco di Venezia, anche in riferimento ai cosiddetti cafoni, come questo caso, la ragazza che si è gettata nel Canal Grande. Parliamo ancora di mezzi pubblici, non parliamo però di vaporetti, parliamo di autobus e parliamo delle pedane per i disabili. L'attacco del sindacato ad ACTV, nuovi mezzi, pedane vecchia maniera. L'accusa è quella di non aver nemmeno consultato l'associazione disabili per l'installazione di queste pedane. Vediamo perché. A giugno sono arrivati i primi 30 autobus e purtroppo ci hanno messo in difficoltà perché 2 anni prima si poteva benissimo creare un percorso tra ACTV, Città Metropolitana, Associazioni Disabili ed RSU non per ultima, il quale potevamo definire una mappatura, un punto di caduta, e non come si evince dagli ultimi articoli che sembra che l'RSU chieda un indennizzo per lucrare su una disabilità che ad oggi non è così. Alla luce degli ultimi articoli sulla stampa locale, il sindacato vuole mettere i puntini sulle i, evidenziando come le passerelle manuali dei nuovi mezzi ACTV non siano poi così funzionali. Siamo ritornati con una struttura operativa vintage. Perché? Perché le pedane elettriche purtroppo molte volte creano problemi di usufruizione nel servizio, si incastravano ad ogni buca che prendevamo lungo il percorso e non uscivano più, ci sono state 1000 problematiche. Con la soluzione del manuale si va a limare
Tutto questo percorso qua però purtroppo ricade nella caduta del servizio, nella regolarità dello stesso e della sicurezza non per ultimo per noi. Contestiamo innanzitutto il non riconoscimento di tempi di percorrenza, perché va da sé che su una linea semplice tipo il 4L da Cialdini a Venezia a 18 minuti, avendo purtroppo l'esigenza di fare alcune manovre, questi tempi verranno allungati con una caduta negativa del servizio e con linee di carico per Venezia soprattutto, perché è quello che ci mette in difficoltà. 2, ci serve un intervento sulle infrastrutture coordinato anche con la città metropolitana, ovviamente per diluire e trascorrere in maniera più positiva la mobilità per tutti. L'utilizzo di questa pedana comporta una procedura operativa dettata da A, devo arrestare il veicolo, metterlo in sicurezza, mettermi il giubbettino ad alta visibilità, scendere, togliere ovviamente i miei effetti personali perché la cabina non può rimanere incustodita, scendere e effettuare l'operazione di apertura della pedana e la persona in maniera autonoma deve salire a bordo del veicolo, il conducente deve richiuderla, deve riprendere, ritorna nella cabina e rifà tutta l'operazione per avviare il veicolo. Va da sé che tutta questa cosa qua non ci mette un paio di minuti come l'azienda voleva riconoscere all'inizio. Il sindacato sostiene di aver chiesto più volte un tavolo, che però non c'è stato. Ci sono stati degli incontri a Spizzica Magnifico tra RSU e la CTV, ma non con l'associazione dei disabili e l'RSU e la città metropolitana. Noi chiediamo da subito un confronto serio, paritetico, con tutte le persone per definire una mappatura del servizio del territorio veneziano da mettere in sicurezza per effettuare queste operazioni qua con delle ricadute nella tempistica di tempi di percorrenza, altrimenti facciamo l'ennesimo flop. Se gli abiti delle spose sono troppo succinti o sguaiati, devono pagare una sorta di tassa. È una provocazione proposta, quella del sindaco di Oriago di Mira, che sta facendo discutere. Andiamo a conoscere questo sacerdote. Eccolo, Don Cristiano Bobbo è il prete della comunità di Oriago e Cassabbioni. Ha deciso di istituire una tassa, la tassa sulla sposa, ma solo per le spose scollacciate che si presentano con abiti scollati e volgari, certamente inadatti alla circostanza. Parole scritte da lui stesso e pubblicate nero su bianco sul settimanale della parrocchia. Ma era soltanto una riflessione che è nata in maniera estemporanea, considerando lo stile semplicemente che tante volte noi come sacerdoti, come comunità cristiane, recepiamo nella modalità con cui gli sposi celebrano il loro matrimonio. La crociata di Don Cristiano contro le spose in abiti succinti nasce come una provocazione scherzosa, dice, ma dietro alla quale si invitano tuttavia le spose ad uno stile di dignità e riserbo. A volte si vorrebbe che tutto quello che ha a che fare con il matrimonio parlasse di questo evento così bello, delicato, un po' poetico se vogliamo, come l'amore richiede sempre questa poesia, e tante volte l'abito stride con queste intenzioni. Ecco, era soltanto una riflessione a questo livello. Un avvertimento di più, un monito alle spose che alla semplicità e buon gusto antepongono uno stile esagerato che spesso sfocia nella sguaiataggine. Il buon senso, la capacità di cogliere anche la bellezza, la delicatezza di quel momento spetta alla sposa. Chi più dell'animo femminile può intuire la profondità e la bellezza di questo linguaggio che si esprime anche attraverso l'abito. Ecco dunque che la tassa sulla sposa suona più come offerta proporzionata alla decenza. La tassa sulla sposa non esiste. La Chiesa si mostra sempre benevola, accogliente con tutti i suoi figli, quindi non pone tasse per nessun servizio, anzi è lei stessa a servizio dei suoi figli. Anche perché viene da pensare che se esiste o se dovesse esistere questa tassa sulla sposa, una è autorizzata a venire in abiti succinti pagando un po' di più, è così? Speriamo di non arrivare mai a questo punto. Argomento di dibattito non solo a Oriago di Mira, ma soprattutto a Oriago di Mira. Sentiamo allora cosa ne pensa la gente. Don Cristiano ha detto che la sposa nel luogo di culto deve essere coperta. Sì, coperta. Cosa ne pensa? Che ha ragione Don Cristiano, deve essere più coperta le spose. L'ho vista proprio recentemente una ragazza, era proprio troppo scollata. Per me è troppo, poi sai... Ma perché non va bene essere troppo scollate? Perché in chiesa è un luogo di preghiera, non vedo motivo di andare scollate fino alla schiena e anche davanti, insomma. Credo che abbia ragione, perché appunto bisogna rispettare l'ambiente in cui si va, perciò coprirsi un po' credo sia rispettoso per l'ambiente e per quello che si crede. Secondo me ha anche
una sposa bisogna essere non troppo scolata, diciamo, in chiesa. Poi dopo quando va a casa... La gente del paese è entusiasta di Don Cristiano, definito come un parroco solare, scrupoloso e attento alle necessità e richieste della comunità. Ha portato qualcosa che prima non c'era, insomma, tutti sono avvicinati alla Chiesa, quello che non c'era prima. La sua forza credo che di Don Cristiano sia quella che lui, dal primo momento che è venuto qua, va a conoscere i familiari, va a benedire le case, le fa tutte, perché le passa tutte, e li va a conoscere, li va a parlare, li va a consigliare. Lui è a disposizione sempre di tutti. Don Cristiano com'è? È uno dei migliori, o il migliore in senso assoluto addirittura. Lei è un po' di parte però, no? Ma no, guardi, prima eravamo abituati con dei preti che facevano i preti per modo di dire. Questo è una persona attiva. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, TG di Venezia, a Marghera e Fusina, con l'appello dei cittadini per un'oasi felina. Al più presto, dicono, la problematica è urgente. Qui c'è un gattile più grande di quello di Malamocco, perché qua per la posizione, allora per randagismo si intende che gli animali camminano liberi, ecco, di là non possono più andare perché c'è il canale dei petroli, quindi approfittano di tutta questa situazione qua e si nascondono da tutte le parti, sono spaventati. Siamo appunto a Fusina e denuncia un cittadino, qui da anni all'imbrunire arrivano decine di gatti. Nessuno fa nulla per la loro salvaguardia. Qui solo, tutta Marghera, qua a Fusina, dappertutto. Cioè, purtroppo se non si interviene il prossimo anno sarà raddoppiata. Qui saranno più di 50 e compreso una ventina di cuccioli, perché poi gli abbandoni, quello è il punto, abbandonano anche le gatte incinta. Povere bestie cosa fanno? Cuccioli. Il mangiare io non glielo farò mancare mai. La sera arrivo con un bel secchione e riempio le sciotole, ma la sera qua è tutt'uno, perché loro hanno ormai l'orario della sera, l'orario di cena è la sera. Adesso col sole eccetera sono nascosti anche nel campeggio, oppure là in fondo che c'è solo macchie, alberacce eccetera. Io ho visto qui delle situazioni, ho messo come mettevo il mangiare, un gattino si butta come se fosse la prima volta che mangiasse. Quando si vedono certe scene, quando si vede un animale anche ferito, no, io non mi tiro indietro, perciò faccio tutto quello che posso, li aiuto finché posso. Il signor De Francesco e non solo porta cibo per i gatti a spese sue, ma si sfoga, non spetterebbe a me. Bisognerebbe che intanto il presidente della municipalità di Marghera mi dasse un po' ascolto, che quando io chiamo non mi dice mi manda una mail e della mail non se ne fa niente. Io vorrei risposte fattive da questi signori, sono lì apposta. Ho parlato con la Silvana Tosi, consigliera, mi ha detto, ovviamente sappiamo tutti che è stata approvata la nuova felina, però devono farla al più presto perché c'è un'emergenza, non sappiamo dove mettere tutti i gatti, li recuperiamo per degenze, sterilizzazioni, tutto, deve intervenire l'ASL, più siamo senza cibo, senza mangiare, per quello che può fare la Dingo fa, però purtroppo c'è un'emergenza, bisogna che il comune ci dia una mano. L'appello, oltre alla politica, va anche ai cittadini. I telespettatori sono quelli che potrebbero fare qualcosa, persone sensibili che ci diano una mano. Natalie Portman è la star di oggi al Lido di Venezia, è la star del film Vox Lux, molto atteso, nella quale interpreta un'artista punk rock, studentessa sopravvissuta alla strage alla Columbine University, lo ricorderete, alla Columbine High School, anzi scusate, del 1999 in Colorado, e poi diventa una rock star. Dunque Natalie Portman oggi al Lido di Venezia ha conquistato ovviamente i fans presenti al Lido con Vox Lux, appunto, che è oggi proiettato al Lido di Venezia per la mostra del cinema. Siamo in chiusura, vi ricordo 20:10 dopo il telegiornale di Treviso con Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. I temi di attualità
sotto i riflettori. Il titolo è Governo, promesse irrealizzabili, lo appunto vedremo proprio con i nostri due ospiti di Ferdinando Avarino. Adesso vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, salvo per i consueti disturbi sui monti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza asciutto e stabile, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, salvo per occasionali temporali durante le ore pomeridiane sui settori alpini. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso invece altrove. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza buono, con tanto sole specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore non si esclude qualche rovescio sui settori montuosi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 29 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio qualche temporale sarà possibile sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime comprese invece tra 28 e 30 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.